Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dello Mercato Batman napoletano. Come state? Oggi spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andremo a reagire alla classifica di Serie B. Farò la stessa analisi della Serie A. Quindi vi dirò i primi tre marcatori, i migliori tre assist man della Serie B, e poi vi andrò ad illustrare la classifica dall'ultima posizione. I playoff non ve li dirò, vi dirò solo chi li ha vinti. Vabbè, vi dirò appunto dall'ultima alla prima. Allora, io direi di partire. Allora, i migliori tre goleador di questa Serie B sono: al terzo posto troviamo giocatore del Frosinone, un giocatore come del Frosinone con 15 gol, che si chiama Ghediemis. Scusate per la pronuncia, tifosi del Frosinone, in caso mi state vedendo questo video. E poi abbiamo 17 gol, 2 sopra al calciatore del Frosinone. Abbiamo Dorante, calciatore del Venezia, con 17 gol. Poi abbiamo Poyampalo, cioè Poyampalo, tra l'altro ex Venezia di quando stava in Serie A l'anno scorso, con 25 gol. Calciatore del Palermo, si è trasferito l'anno scorso se non sbaglio a Palermo. Poi i migliori assist man di questa edizione della Serie B 25-26 troviamo al terzo posto con 9 assist Yeboah del Venezia, calciato poi al stesso numero di assist troviamo Palumbo del Palermo. Poi come maggior assist man della Serie B troviamo Calò del Frosinone con 14 gol assist, scusate. Allora, io direi di partire subito con la classifica. Allora, troviamo all'ultimo posto il Pisa, no scusate, volevo dire il Palermo, che retrocede in Serie C. Mamma mia, il Pisa, Abonea, il Pescara in Serie B, mamma mia, che dispiacere, forse perché sta Insigne e mamma mia, giù, veramente, che dispiacere. Tra l'altro Insigne che è stato un po' trattato in alcune partite, un po' trattato male, se posso dire. Vabbè. Io la Serie B l'ho seguita maggiormente, l'ho seguita tutta, quasi tutte le partite. Forse solo nel mese di febbraio o marzo ho saltato qualche partita, se non mi sbaglio. Vabbè. Poi Spezia lo troviamo penultimo, che tra l'altro fino a 3-4 anni fa era in Serie A, mo è retrocesso in Serie C con 35 punti. Poi troviamo la Reggiana a 18esima con 37 punti. Poi per il playout troviamo le due zone dei playout, andiamo a vedere il Bari e il Sud Tirol, rispettivamente 17esima e 18esima, che si sono andati a giocare la finale andata e ritorno, se non sbaglio. Tra l'altro ha vinto il Sud Tirol, quindi il Sud Tirol rimane in Serie A e il Bari retrocede in Serie C, anche per un po' di dispiacere, però il Bari, diciamo, non vede di buon occhio De Laurentiis, perché diciamo che non investe tanto nel Bari, però vabbè. Poi 15esimo posto un'altra squadra che
fino a poco tempo fa era in Serie A, troviamo l'Empoli che è quindicesimo con 41 punti. Nelle ultime 5 partite ha fatto 2 pareggi, una vittoria e 2 sconfitte. Poi troviamo la Virtus Entella con 42 punti. Scusate se guardo di qua, ma tengo proprio la classifica di Serie B completa. Ma vabbè. Entella 14esimo Serie B con un campionato che magari per una squadra che appena arrivata in Serie B ci può stare, dai, ci può stare per una squadra che è appena arrivata. E nelle ultime 5 ha fatto 2 vittorie, 2 pareggi, tra l'altro di seguito, e una sconfitta. Poi troviamo la Sampdoria con 44 punti, con 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio. 13esimo in classifica, ma la Sampdoria, se vi ricordate, va giù. La Sampdoria fino all'anno scorso stava per fare la Serie C, ora si sta riprendendo un po'. Però guardate, appena è retrocessa la Serie C in Serie B, la Sampdoria, tutti speravamo che almeno si giocasse ai playoff per ritornare in Serie A, ma niente. Se non sbaglio al primo anno arrivò a 13esima e poi arrivò l'anno scorso con tipo 17esima, ma che caro tu qua, si rende tutto costo, vabbè. Poi troviamo di 12esima Carrarese, per me più o meno queste sono le zone della Carrarese, quindi 11esima, 12esima, 13esima, più o meno di metà classifica. Poi con 44 punti, a pari punti della Sampdoria, se non sbaglio si trovano sopra la Sampdoria per i gol subiti, se non sbaglio, ma non mi vorrei sbagliare. Poi troviamo la prima della parte destra della classifica di Serie B, troviamo il Cesena. Scusate un attimo, oggi ma mi danno a soffiare il naso e non ce la faccio più. Ok, eccomi qua giù, comunque mi sta uccidendo. Vabbè, stavo dicendo, Cesena 46 punti, che è arrivato primo nella parte destra della parte destra della classifica con 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5. Poi troviamo ad aprire la parte sinistra della classifica il Padova. Padova che secondo me poteva fare di meglio. Secondo me poteva arrivare pure settimo, sesto, però vabbè. Con 46 punti, pari punti del Cesena. Mantova che arriva a nono, anch'essa a pari punti con Cesena e Padova, ma con 3 vittorie e 2 sconfitte. Poi troviamo l'Avellino che si va a giocare i playoff, squadra che l'anno scorso è stata promossa in Serie A, e andarsi già a giocare i playoff come l'ha fatto la Juve Sabbia, devo dire che è una grande cosa, con 49 punti. Poi troviamo la Juve Stabia che già da un paio d'anni si va a stare giocando i playoff, anche l'anno scorso le è andata a giocare, e questo però secondo me per vari problemi finanziari che stanno accadendo nell'ambito nel bel mezzo di Castellammare, secondo me l'anno prossimo la Juve Stabia si va a cercare deve cercare di salvarsi, secondo me, a parere mio. Poi troviamo sesto Modena con 55 punti.
che ha fatto 3 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 5. Poi troviamo quindi il Catanzaro, che non lo andrò ad analizzare io, ma lo andrà ad analizzare un mio amico. Ti passo la linea. Bella a tutti ragazzi, sono Domenico e oggi vi parlo del Catanzaro, come mi ha detto Batman. Allora ragazzi, parliamo della classifica di Serie B, come mi ha detto Batman. Oggi parlerò del Catanzaro. Ok, parliamo del Catanzaro che è arrivato quinto. Il Catanzaro ha fatto veramente un'ottima stagione con dei prospetti veramente interessanti, partendo dall'allenatore che è veramente aquilano, è veramente un grande allenatore, sa esprimere bene il gioco e sa dare davvero un'identità alla squadra. Infatti lo cercano pure in Serie A, lo stanno cercando al Torino e per me sarebbe anche un ottimo allenatore, ma non dico da proprio più in alto del Torino, ma diciamo più o meno un allenatore da Sassuolo, perché dovrebbe prendere l'eredità di Grosso secondo me. Comunque il Catanzaro veramente ha fatto una grandissima stagione quest'anno, partendo dal mercato. Hanno venduto Sissé al Milan, cioè che poi si è pure infortunato Sissé, però Liberali è riuscito a fare la differenza e anche i giovani. Il Catanzaro ha provato a dare tantissimo per conquistare la Serie A dopo circa 43 anni, però non ci è riuscito purtroppo per il regolamento di questo campionato e nonostante abbia battuto il Monza 2-0, purtroppo non è riuscito a passare in Serie A. Comunque grandissimo lavoro della società e per me l'anno prossimo potranno riprendersi la Serie A. Va bene ragazzi, io passo la linea a Batman. Ok, grazie per la linea Domenico e grazie per questa tua analisi del Catanzaro. Poi andiamo a vedere quarto Palermo, che all'inizio di stagione, da quello che mi ricordo, non vorrei dire una stupidaggine, scusate per questi rumori, ma ci sta mio cugino che sta giocando a Minecraft e non vuole mettersi le cuffie e ce lo dobbiamo tenere, ma vabbè. Troviamo quarto Palermo, che all'inizio stavo dicendo che all'inizio di stagione stava primo in pratica per le prime 10-15 partite, ma vabbè. Poi troviamo il Monza terzo, che è retrocesso. Scusate un attimo. Ok, ho risolto. Monza terzo, che è stato promosso tramite playoff in Serie A, però non voglio entrare nell'ambito della playoff, della situazione Serie B, playoff e tutto, quello sarà probabilmente un video a parte. Poi passiamo alle due promosse in Serie A, che sono Venezia e Frosinone, che si sono promosse rispettivamente prima e secondo. Venezia prima e Frosinone secondo. E con 4 vittorie nelle ultime 5 più un pareggio per il Frosinone e 3 vittorie e 2 pareggi per il Venezia nelle ultime 5. Tra l'altro posso dire, io andrò probabilmente a Frosinone a vedere la partita Frosinone-Napoli, se tutto va bene, però vabbè. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, aggiungo.